Allora, amici della Sicilia, stiamo preparando della coda alla vaccinale, della trippa, delle cicorie. Io vengo dalla Calabria e ho un passato qua a San Piero Patti, quindi lo porto nel cuore. La cucina è meravigliosa, a partire dai passoluni, a partire dal ragù di maiale, tutto originale di maiali, dai maccheroni e dagli aromi. Ci sono aromi particolari in questo paese. Ma il segreto sono tutte le ricette che faceva mia nonna. Ricette di tua nonna, quindi. Sì. Quelle che apprezzano di più per il momento sono i carciofi ripieni. Mentre qui abbiamo in questo momento Questa è cicoria saltata con peperoncino e aglio. Invito tutti a venire a San Piero Patti, nei Nebrodi, che è un posto meraviglioso, un balcone sul mare. grazie al suo nome. Mimmo Vergara. Grazie signor Mimmo, arrivederci. Mentre qui abbiamo Io sono della trippa col pomodoro. La Sicilia è amata, però c'è gente che non sa dare valore, è quello che manca. Manca il siciliano che crede in sé e dà più valore. una maggiore autostima affinché tutte le basi possano portare sempre più in alto. Non saprei, bisogna dare più confidenza in sé e più crederci sulla propria terra, invece di credere di altre terre. Quale piatto stiamo uscendo? Stiamo uscendo dalla trippa con pomodoro. Giusto un Preparata secondo. come? Come si prepara la trippa? Prima viene lavata, bollita, con limone di qua, con limone, cedro e rosmarino. Dopo viene fatta una salsa fatta con sedano, carote e peperoncino e viene cotta nella salsa per 15 minuti. E dopo viene saputa. Chiediamo agli amici di Bella Sicilia che stanno vedendo queste immagini sinora qual è il vostro piatto preferito, lasciatelo scritto. Mentre le sorprese non finiscono, seguiteci fino alla fine del video. Allora, se aspetto un secondo ti faccio le lumache della trippa in bianco con peperoncino e cedro, dei carciofi ripieni.